Il sagrato vuoto, pochi fedeli entrano velocemente per una preghiera. La Basilica di Sant'Antonio nemmeno a Ferragosto è così vuota. La paura del coronavirus ha toccato anche uno dei luoghi più famosi della cristianità. È un unicum anche storico, dicono, perché a parte il momento dopo l'incendio del 1749, la Basilica è sempre stata aperta, soprattutto con le celebrazioni, perché di per sé noi la Basilica l'abbiamo tenuta aperta in questi giorni, quindi ecco, di per sé insomma le cose vanno avanti nel loro ordinario modo di procedere, però senza le celebrazioni indubbiamente è tutto un altro sentire, tutto un altro vivere da parte della Basilica e dei frati stessi. Secondo le disposizioni decise dalla diocesi di Padova dopo la pubblicazione del decreto del Consiglio dei Ministri, per questa settimana le messe saranno sospese, battesimi e matrimoni avverranno solo in forma privata con la presenza di soli padrini o testimoni. I frati del Santo hanno scelto anche durante la prima settimana di emergenza coronavirus di non chiudere le porte della Basilica per consentire ai fedeli di pregare, ma le messe in questi giorni vengono trasmesse esclusivamente via streaming. Celebriamo, diciamo, come frati, riuniti come comunità, la mattina la nostra preghiera e poi la sera la Santa Messa alla tomba del Santo, e questo è un po' un privilegio, ecco, perché non è comune celebrare alla tomba del Santo, ci fa sentire uniti a tutti i devoti. Pochi pellegrini, bancarelle deserte, il santo che osserva dall'alto gli effetti della paura, qualche fedele che arriva dall'estero però c'è e sfida i timori. Ecuador. Veniamo dall'Ecuador. Sabéis del coronavirus che sta qui in Padova. Abbiamo sentito del coronavirus, non abbiamo paura, ma bisogna fare attenzione. Poco lontano anche una famiglia cilena arrivata in Italia il 22 febbraio quando è esplosa l'emergenza. In Cile, dicono, si registra solo un caso. Bisogna prendere le giuste precauzioni. Siamo un po' preoccupati, ma stiamo attenti e ci laviamo spesso le mani.